Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, l'edizione serale. Partiamo con i nostri titoli. Cambio della guardia, trascura il generale Cotticelli, l'ex commissario si toglie qualche sassolino, sono stato lasciato solo, anche Roma mi ha voltato le spalle. Un cadavere è stato ritrovato dai carabinieri in un canale di irrigazione a Corigliano Rossano. L'uomo non aveva con sé i documenti, necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo. Paura a Crotone, sparatoria oggi in pieno centro, in mezzo alla folla, nessun ferito, indagano le forze dell'ordine. Niente riscaldamenti nel Tribunale Nuovo di Vibo, udienze sospese a causa freddo. Calabria tra le regioni dove i cittadini risparmiano di meno, propensione proporzionale alla capacità reddituale, Catanzaro la provincia con il reddito più alto. Amendolara si mobilita contro le trivelle, il sindaco pronto ad iniziative eclatanti. Cresce la raccolta differenziata in Calabria, Cosenza la provincia più virtuosa, fanalino di coda Crotone. Ben ritrovati, lo dicevamo anche dai nostri titoli, c'è la sanità in primo piano con il passaggio di consegne oggi tra l'ex commissario Scura e il neo commissario, il generale Cotticelli. Privilegiare il pubblico e aiutare i calabresi, queste le parole del neo commissario. Ho la coscienza tranquilla, ha detto Scura ai nostri microfoni. Vediamo. Arrivano puntuali a Palazzo Alemanni a Catanzaro il neocommissario ad acta alla sanità della regione Calabria Saverio Cotticelli e suo vice Thomas Schell negli uffici che fino a poche ore prima sono stati presidiati dall'ex Massimo Scura. I tre parlano, si confrontano, si scambiano convenevoli e poi dopo 3 ore e mezza di discussione accolgono i giornalisti per il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo corso. Non si rinnega nulla del passato, soprattutto, ha dichiarato al termine dell'incontro il generale Cotticelli, si è fatto di estrema professionalità e coerenza, come ha dimostrato il mio predecessore. Competenza, trasparenza, legalità, impegno e sicuramente attingere alle professionalità dei medici calabresi che sono straordinarie e alla buona volontà della gente per continuare in un percorso già iniziato mirabilmente dall'ingegner Scura. Cotticelli ribadisce poi le sue intenzioni, proseguendo nell'azione di risanamento dei conti, di miglioramento dei LEA e dell'offerta sanitaria per i cittadini calabresi. Una buona sanità compendia, compenetra, fonde pubblico e privato, ma sostanzialmente noi abbiamo un'esigenza pubblica. Se noi non rientriamo dal debito, dobbiamo aumentare le tasse. Dobbiamo diminuire i servizi, cioè dobbiamo aiutare la gente. Se c'è un debito, il debito va affrontato con intelligenza, con garbo, con capacità, ma comunque va risolto. Lascio una situazione migliore di quella che ho trovato, le parole di Scura, che dice di avere la coscienza tranquilla e di aver fatto quello che ha potuto, pur essendo stato lasciato solo. Sono con la coscienza oltremodo tranquilla, di più non potevo fare, perché sono stato lasciato completamente solo, intanto da Roma, perché Roma non mi ha dato il subcommissario da 1 anno e mezzo, sono rimasto 1 anno e mezzo senza un supporto Agenas, sono rimasto 1 anno e mezzo senza un supporto dell'advisor e dalla regione che per 1 anno e mezzo ha fatto ostracismo non soltanto a livello personale ma anche a livello di dipartimento. Il Dipartimento Tutela della Salute è sostanzialmente distrutto ed è una cosa che purtroppo non lascio io in eredità, ma la regione lascia in eredità anche alla nuova struttura commissariale ed sarà un problema serio. Adesso la cronaca stamattina,
è stato ritrovato a Corigliano Rossano dai carabinieri un cadavere in un canale di irrigazione nelle vicinanze del porto. È stato un passante ad allertare le forze dell'ordine. Vediamo. È stato un passante ad allertare i carabinieri che, giunti in contrada Torricella a Corigliano Rossano, hanno verificato la presenza di un cadavere in un canale di irrigazione a ridosso della strada statale 106 Ionica nelle vicinanze del porto. L'acqua fredda è il luogo impervio. È stato necessario l'ausilio dei vigili del fuoco per recuperare la salma. L'uomo non aveva documenti, presumibilmente un sessantenne originario dell'est europeo. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di una morte dovuta a cause accidentali. Probabilmente l'uomo potrebbe essere deceduto cadendo nel canalone. Questo rivelerebbe la prima ispezione effettuata dal medico legale. Non ci sarebbero dunque segni di violenza sul corpo. I militari di Corigliano Rossano hanno avviato indagini per ricostruire quanto accaduto e dare una identità alla vittima. Restano molte domande. Le prime risposte potrebbero arrivare dall'autopsia disposta dal pubblico ministero della Procura di Castrovillari. Ancora cronaca, ci spostiamo a Crotone per una sparatoria in pieno centro su cui indagano le forze dell'ordine. È stato davvero un mezzogiorno di fuoco nella città di Pitagora, in una zona affollata. Si sono vissuti momenti di panico, tanta paura chiaramente. Su 15 colpi d'arma da fuoco esplosi, 8 di pistola e 7 di fucili. Per fortuna non ci sono stati feriti. Vediamo. Eccoli i poliziotti di Crotone mentre seguono i rilievi nel quartiere popolare di Fondo Gesù, in una zona centrale della città pitagorica. Diverse le cartucce d'arma da fuoco e i bossoli di pistola refertati dentro e fuori le attività commerciali nel tratto di strade a via Giuseppe Di Vittorio, che si trova proprio davanti all'autostazione, dove poco dopo le 13:30 sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco. Alcuni bossoli gli agenti li hanno trovati sull'asfalto. Quello che è avvenuto è un'azione di fuoco che desta non poche preoccupazioni per l'orario scelto, visto che intorno a quell'ora la zona è frequentata da giovani studenti e pendolari e che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Per fortuna però non ci sono state né vittime né feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i testimoni che gli inquirenti stanno ascoltando, oltre ad aver acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona, ma anche a giudicare dalla dinamica della sparatoria, sono due le piste su cui si indaga. Una lascerebbe presupporre che si sia trattato di un atto intimidatorio ai danni di uno o più attività commerciali del quartiere e che si trovano appunto nel perimetro di fuoco, oppure l'altra ipotesi è che si sia trattato di un agguato non andato a buon fine. Magari la vittima predestinata è riuscita a fuggir via. Nella sparatoria attinta anche una vettura parcheggiata, i cui vetri sono andati completamente in frantumi. Colpita anche un'altra vettura parcheggiata a poca distanza, la cui proprietaria era appena scesa per prendere servizio al vicino call center. 7 i colpi di fucile calibro 12 sparati, 8 quelli esplosi con una pistola calibro 9. Testimoni oculari parlano di 2 persone a bordo di un'auto alla cui guida c'era un terzo uomo, che hanno cominciato a sparare all'impazzata. Momenti di panico e tanta paura fra le persone che attendevano l'autobus. Alcuni ragazzi si sono rifugiati in una pasticceria. Le indagini proseguono e nelle prossime ore, dinamiche e movente, saranno forse più chiari. A Vibo niente riscaldamenti in tribunale, udienze sospese a causa del freddo. Vediamo. Già l'atrio, appena si entra nel cosiddetto tribunale nuovo, dà un senso di grigiore freddo, a prescindere dalle condizioni climatiche. In questi giorni poi, quando il gelo sembra aver preso di mira soprattutto le località del sud e della Calabria, il freddo si avverte immediatamente come cosa reale piuttosto che come sensazione. Eppure, a Vibo Valentia si continua a chiamarlo Tribunale Nuovo perché appena pochi anni fa è stato aperto al pubblico malgrado i lavori non siano mai terminati, malgrado non sia ancora accatastato, malgrado manchino tuttora diversi servizi fondamentali. Lavorare in queste condizioni diventa impossibile perché dinanzi al freddo artico di questi giorni pensare di svolgere le udienze senza riscaldamenti è davvero chiedere troppo.
Già il giudice della sezione lavoro Ilario Nasso ha segnalato al CSM quanto accade, ma di soluzioni ancora non se ne intravedono, malgrado anche le recenti visite dei rappresentanti del CSM e di alcuni componenti dell'Associazione Nazionale Magistrati. Una situazione paradossale se si considera che qualcuno, non a torto, paventa il timore che fare troppo clamore possa convincere chi di competenza a valutare la chiusura di questi presidi della giustizia, che in un territorio come questo sono indispensabili, vitali verrebbe da dire. E così si va avanti nelle aule di Via Lacqueri a combattere contro il gelo di questo inverno, mentre le sospensioni delle udienze penali di lavoro e dinanzi al giudice di pace a causa delle proibitive condizioni climatiche si susseguono. Ed i problemi del resto non mancano nemmeno nel vecchio tribunale di Corso Umberto I, con operatori della giustizia costretti a lavorare in molti casi stipati in stanze e locali ormai inadeguati. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati la notte scorsa contro 2 attività commerciali nell'area industriale di Vibo Valentia. Obiettivo dei malviventi sono stati il bar Dea Bendata e lo stabilimento ed il Martirano. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Vibo. L'ipotesi più accreditata sembrerebbe condurre al racket. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza. 8 persone sono state condannate dal Tribunale di Reggio Calabria con l'accusa di bracconaggio, contestata agli indagati l'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di esemplari volatili protetti con lo scopo di alimentare il mercato illegale. Soddisfatto il WWF, riconosciuto il danno subito per l'associazione. Poiana Reale ferita e salvata dai carabinieri a Limbadi nel Vibonese. L'animale presentava ferite da arma da fuoco. I carabinieri hanno deciso di accudire la Poiana custodendola nei locali della stazione di Limbadi e disinfettandole le ferite. L'animale è stato poi trasferito in una struttura. Pubblicato il bando per il Fitto Casa 2019, lo rende noto il settore welfare del comune di Cosenza. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 8 marzo. Chi è in possesso dei requisiti potrà ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ad Amendolara adesso nel Cosentino, perché c'è una nuova battaglia per il sindaco dopo quella per gli LSU-LPU, come ricorderete si era dimesso, aveva riconsegnato la fascia. Adesso la nuova battaglia riguarda le trivelle. Il sindaco dice prima ci sarà un primo atto eclatante a partire dal 18 gennaio. Vediamo. Il primo atto è che noi il 18 di gennaio celebreremo ad Amendolara un consiglio comunale aperto dove abbiamo invitato tutti i sindaci, tutti i nostri compagni di battaglia della prima ora, i presidenti logicamente anche di Puglia, Calabria e Basilicato, tutti quelli che abbiamo coinvolto all'epoca ad essere presenti affinché insieme alle associazioni, soprattutto all'associazione Notrilda, all'avvocato Bellisti, Giovanna Bellisti e alla collega, dobbiamo pensare di mettere in campo un'azione ancora più forte, anche perché onestamente, se mi posso permettere, io tutto mi sarei aspettato tranne che questo governo posasse di nuovo le trivellazioni. È uno scempio che non possiamo assolutamente patire. Il mondo va verso altre soluzioni energetiche, noi tornare agli idrocarburi, seppur dipendiamo in maniera massiccia dall'estero, non pensiamo che soprattutto lo Ionio, con il suo fango di petrolio, possa essere scempiato in favore di lobby. La Calabria è tra le regioni dove i cittadini risparmiano di meno, propensione proporzionale alla capacità reddituale. Catanzaro è la provincia con il reddito più alto. Vediamo. Il vecchio salvadanaio non passa mai di moda, ma quando le cifre si fanno più importanti, allora italiani e calabresi tentano di far fruttare i propri risparmi depositandoli e investendoli.
La propensione al risparmio è ovviamente proporzionale alla capacità reddituale e così, nelle banche milanesi, i tesoretti dei cittadini sono sicuramente più preziosi di quelli custoditi negli istituti di credito nella nostra regione. I dati estrapolati dal blog Affari Miei testimoniano, come era prevedibile, il divario tra le città del nord e quelle del sud. Nel capoluogo lombardo, ad esempio, il reddito pro capite supera i 45.000 euro annui, cifra tripla rispetto ai guadagni medi registrati nelle regioni più depresse del sud. I dati Istat e Fabi 2017, relativi al reddito pro capite a livello provinciale, ricchezza depositata in banca a livello nazionale e propensione al risparmio delle famiglie, fotografano lo stato di salute economico dei calabresi e la loro capacità di mettere da parte qualche risparmio. E Catanzaro la provincia con il reddito più elevato, quasi 17.000 euro. Ogni anno, in media, si risparmiano 1.400 euro. Nelle banche catanzaresi, ogni cittadino ha in media la disponibilità di 58.000 euro. A seguire, Reggio Calabria, con 16.000 euro circa, 1.300 di risparmio annuo e un deposito medio di 55.000 euro. Poi i dati provinciali di Crotone e Vibo Valentia e a Cosenza, territorio vasto, che secondo questa statistica ha un reddito pro capite di 13.700 euro, 1.100 euro di risparmio annuo e 47.000 euro di deposito medio. Cresce la raccolta differenziata in Calabria, Cosenza è la provincia più virtuosa, fanalino di coda e Crotone. Vediamo. I rifiuti ancora non sono una risorsa ma restano un problema, anche se qualche buona notizia c'è. La prima, aumenta la raccolta differenziata che nella nostra regione arriva al 39,15% con un aumento del 3,5% rispetto al primo rapporto dell'Arpagal. La seconda è che il passaggio di competenze nella gestione del ciclo dei rifiuti dalla regione ai comuni riuniti negli ATO su base provinciale slitta di un anno, una proroga che consentirà, almeno si spera, agli enti comunali di rodare la macchina già perché il subentro previsto dal 1 gennaio scorso delle ATO alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti aveva creato non pochi timori tra i sindaci impreparati a gestire anche da un punto di vista organizzativo questa fase e gli stessi privati gestori degli impianti preoccupati per i pagamenti viste le difficoltà finanziarie di molti enti. Intanto, come dicevamo, aumenta la percentuale di raccolte differenziate in tutta la regione. 32 comuni hanno integrato o trasmesso ex novo la scheda sulla produzione dei rifiuti, permettendo così all'Arpacal di aggiornare i dati generali. La provincia più virtuosa è quella di Cosenza, dove la differenziata è al 49%, a seguire la provincia catanzarese con un 47,5%, 16 punti percentuali più in basso con un 32,4% si piazza il Vibonese, poi il Regino al 27,87% e fanalino di coda il Crotonese con appena il 27,8%. Dati incoraggianti anche se la questione rifiuti è tutt'altro che risolta. Probabilmente servirebbero più impianti per riciclare i rifiuti, solo così la spazzatura potrebbe diventare una risorsa, ma la strada per arrivare a questo obiettivo è ancora lunga. A Rosarno adesso, dove il sindaco insiste, alcuni degli alloggi realizzati per i migranti devono essere assegnati a cittadini rosarnesi che vivono situazioni di disagio. Vediamo. Sono 36 le palazzine di edilizia popolare in via Serricella a Rosarno, finanziate nel 2012 dalla Regione Calabria con i fondi dell'Unione Europea per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro e costruite con l'intento di destinarle ai tanti migranti che risiedono nella città in modo precario e allentare un po' la situazione emergenziale dell'area della Piana di Gioia Tauro. Le case popolari sono quasi ultimate, ma qui nasce l'idea dell'amministrazione di Rosarno, guidata dal sindaco Giuseppe Idà, di destinarle anche alle famiglie disagiate della comunità rosarnese. Ma a questa nuova intenzione manca il via libera della Regione Calabria, a cui alloggi residenziali appartengono. L'amministrazione precedente aveva sottoscritto una convenzione con la Regione Calabria che prevedeva che 36 alloggi di edilizia sociale fossero destinati ai migranti. Io da quando mi sono insediato ho chiesto alla Regione che questi alloggi venissero convertiti in tutto o se non altro in parte per i cittadini rosarnesi. Noi abbiamo una realtà in cui c'è una fascia di popolazione che vive in condizioni di estrema povertà, ci sono tante nostre famiglie anche con dei bambini che non hanno la possibilità di avere un tetto nel quale poter vivere con serenità. È giusto pensare anche a loro e quindi ho chiesto al Presidente Oliverio di questi 36 alloggi, almeno la metà, 18, vengano destinati alle nostre famiglie bisognose.
attendiamo una risposta da parte sua, auspico che questa possa avvenire nel più breve tempo possibile, in modo da dare sia ai migranti e sia soprattutto alle nostre famiglie di concittadini una risposta concreta alle loro esigenze che sono veramente importanti. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Tempo in deciso peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che da domani richiamerà aria molto fredda dall'Artico, favorendo nevicate fino a quote basse. Diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani dalle prime ore della notte rovesci, anche temporaleschi, interesseranno tutta la Calabria centro-settentrionale ed in modo marginale anche il Reggino Tirrenico. Nevicate su Pollino, Catene Costiere e Sila, anche di moderata o forte intensità, fino a 500-600 metri di quota. Localmente fino in pianura sull'Interland di Cosenza. Deboli nevicate interesseranno anche le serre ed il versante nord-ovest dell'Aspromonte, oltre i 700-800 metri. Tendenza ad un generale miglioramento nel corso del pomeriggio, temperature in deciso calo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio. I venti si disporranno dai quadranti settentrionali e soffieranno con intensità debole o moderata. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.